programma e l'hai fatto con 40 liste, cioè con 10 liste che avevi a disposizione, no? E quindi l'hai concordato sul pelo. Cosa c'è al governo, cosa non c'è, purtroppo non ci siamo noi. I fissi servono, non servono posti part time, posti fissi perché uno può mettersi una data per prendersela a casa, non può sposarsi se non riesce a mantenere la moglie, o se c'è un figlio cosa gli deve mangiare. Non posso fare altro che invitarvi, combattete ragazzi, guardate che non c'è prospettiva, non ci saranno più pensioni, non ci sarà più lavoro, non ci sarà più nulla, c'è solo corruzione, capito? Quindi diamoci da fare, diamoci una mossa, guardate che cosa la prima sezione della Federazione della Sinistra e soprattutto la prima sezione del Partito Comunista Italiano Unito. Grazie. Cosa che comunque non ci deve frenare, ecco, se siamo qua noi andiamo oltre. cercate di convincere la gente, spiegate perché c'è gente che non. A me questo mi ha dato un giorno, ma non capisci che te lo prende da un'altra parte. Di più, perché ti nega i tuoi diritti. Lasciate per te, la fidanzata deve essere per te. Deve essersi messo Sono discussioni come che siamo in famiglia. Che in una sezione come questa, fatta di persone, di lavoratori, di lavoratrici, di persone normali, questo gesto che Sergio ha detto che qui qualche volta capita, così come altre, che devono anche semplicemente portare le buste della spesa, la bicchietta che passa e che magari di persona non sono da fare, sia qualche cosa che vale come qualunque altro intervento che un comunista possa fare. E ovviamente questo si fa non solo perché noi siamo comunisti. Giorno dopo giorno. Sì, però una spinta forte già dal 15 maggio la dobbiamo dare. È assolutamente necessaria una spinta forte. Cioè la nascita di una sezione comunista oggi è qualcosa di eccezionale. Non voglio paragonarlo alla vincita però della lotto, però le probabilità che ciò avvenga, visti i dati che abbiamo alla mano, sono queste. Però è qualcosa veramente di importante, ci fa piacere. Noi faremo in modo per quel poco che possiamo come regionale di UDC, anche come Federazione della Sinistra, di darvi sempre una mano per qualunque tipo di iniziativa. Sax bomb, you're a sax bomb. You can give it to me when I need to come along. Sax bomb, you're my sax bomb. And baby you can turn me on. Baby you can turn me on. Baby you can turn me on. Non credo sia il caso quando si ingagnetti così dire qualcosa di questo tipo. A parte che credo anche che sia di cattivo gusto comprare una residenza vicino a una necropoli, però questi sono considerazioni personali. Veramente incredibile. No, per attento, guarda.